Io quando rivedo le immagini dell'Insigne di Sarri era molto più libero mentalmente perché non doveva essere lui il leader, perché quella squadra era piena di leader. Era piena di leader e quindi in quel contesto Insigne doveva solo giocare a pallone. Insigne non doveva risolvere le partite sue. Se Insigne faceva il suo assist per Cagliari, amici bellini, andiamo a fare. Io poi non la so fare l'interpretazione di Spalletti, l'imitazione di Spalletti, quindi è inutile che ci provo. Però sappiamo interpretare le parole, le sappiamo commentare, ci divertiamo, perché il Napoli, insomma, non è finito il campionato. Io non mi posso dire, vabbè, non ce ne fotte. No, ce ne fotte, perché poi dobbiamo parlare del futuro e da alcune parole si possiamo riflettere. Andiamo a riflettere, cominciamo. Allora, con calma, perché parla Spalletti, parla Insigne, non so chi altro ha parlato. Io questo ho trovato e questo vi porto. Abbiate bontà, amiche belline, amici bellini. Salvatore, per esempio, benvenuto tra tutti i nuovi iscritti. È bello quando vi iscrivete al canale. È una cosa bella, che poi non è una cosa che dici è iscritto al canale e quindi è una soddisfazione personale, una cosa di cortesia, perché è gratis, non succede niente. Però mi fa piacere che evidentemente vi piacciono i contenuti, che magari volete tornare, e se non trovate poi le notifiche perché ogni tanto YouTube si scorda, voi iscrivetevi al canale Telegram sotto e lasciate i like come da vostra consuetudine, perché poi è un like che secondo me Insigne se lo merita. Insigne viene, Insigne che insomma, quando lo insultano ogni tanto risponde coi pollici, ve lo ricordate, no? È sempre questo rapporto tormentato con la piazza, e quindi parole di Spalletti e parole di Insigne che ci possono far riflettere. Spalletti parla di Insigne, ovviamente, glielo chiedono subito, e dice pure Spalletti, dice una cosa, dice è uno di quei giocatori che ogni tanto ti fanno anche arrabbiare gli allenatori, eccetera, eccetera. Chissà a cosa si riferiva, me lo potete dire voi nei commenti, secondo voi a cosa si riferisce che ti fa arrabbiare Insigne. Però quando non ce l'hai te ne accorgi, e ti accorgi che invece quando ce l'hai, quando lo metti in campo, è uno di quei prestigiatori, l'illusionista che ti crea le cose dal nulla, eccetera, eccetera, e non c'è dubbio su questo. Se Insigne fosse l'unico addio, gli chiedono, di questa rosa, firmerebbe? Praticamente sei contento della rosa oppure bisogna fare qualcosa in più? È una squadra che manca, questa risposta è stata molto importante, questa di Spalletti, è una squadra che manca di alcune caratteristiche, e poi non completa la frase, ma si arriva a spiegare quali caratteristiche sono, perché poi prende la tangente Spalletti per dire che ha fatto un po' il bischero. Ok? Quindi fa un attimo un passo indietro rispetto a quella conferenza di fuoco dove ha attaccato a tutti voi avete detto le griglie, le grigliate, eccetera, eccetera. L'importante è stabilire gli obiettivi. Se tu stabilisci l'obiettivo e ricordi l'obiettivo a inizio stagione, e poi uno non si può lamentare se l'obiettivo è stato raggiunto. Sì e no, Spalletti su questo, perché obiettivo va benissimo, però per come si sviluppa la stagione si poteva fare qualcosa in più. È legittimo che uno si ingolosisce, non è che uno deve stare abbiamo preso la Champions League, basta, non facciamo più punti, non è così, e ovviamente non l'hai fatto apposta, quindi non è una cosa che va tutta nei tuoi confronti. Qualche erroruccio, ma Spalletti è stato molto riflessivo in questa conferenza finale, mi è piaciuto sotto molti punti di vista, e le caratteristiche che servono, quindi i giocatori che dovranno venire nel mercato devono avere delle caratteristiche per vincere, perché se l'obiettivo Champions su questa squadra magari gli andava bene, perché dite Spalletti ti mettiamo, ci serve la Champions League, gli dice la società, e Spalletti dice vabbè, se la squadra resta questa penso di potercela fare, però Spalletti noi dobbiamo vendere, però dobbiamo passare il budget così, e Spalletti vabbè, però se vendi poi come fai? Vabbè, tanto non sono arrivate offerte e quindi ce l'abbiamo fatta molto bene. Quindi bisogna vedere come vinci, però se in continuazione la società ti dice dobbiamo vendere, dobbiamo tagliare, le caratteristiche per vincere, e lo ripeterà per tutta la cosa, sono di giocatori forti. Poi lui identifica anche giocatori forti fisicamente, giocatori di corsa, certo deve esserci sempre la fantasia,
il rapporto giovani, giocatori esperti, ci deve essere un bel mix per vincere il campionato. Poi noi sappiamo anche che servono altre cose, che non basta quello. Serve essere rispettati dalla stampa, serve essere rispettati dagli arbitri, serve avere delle alleanze con squadre importanti perché sennò ti fregano. Sappiamo che servono tutta una serie di cose che si possono fare meglio, però alla base i giocatori, perché se tu terzini di riserva non ne hai, e l'esempio io poi ci arrivo con calma, andiamo con calma, se no vado a braccio e non va bene. Ripete ancora una volta il fatto delle griglie e vuole stabilire che ci siamo lasciati alle spalle l'Atalanta e la Juve. Bene. Però lasciarsi alle spalle Atalanta e la Juve per quello che hanno fatto l'Atalanta e la Juve quest'anno non è proprio un merito del Napoli, perché l'Atalanta e la Juve sono crollate, o meglio, la Juve ha continuato a zoppicare come zoppicava anche l'anno scorso, e questo non c'è dubbio, e ha zoppicato anche quest'anno, anche con il ritorno di Allegri. L'Atalanta è proprio crollata. Allora lì va bene, io sono contentissimo di essere arrivato terzo e va benissimo, anche se sono inciampate le altre, perché tu devi vincere, altrimenti tu arrivi quinto, inciampi pure tu. Però lì non è proprio un merito nostro, per me, perché sono crollate proprio. Quindi va bene. Il mix, l'abbiamo detto, giovani più Mertens perché sennò se perdiamo anche lui, serve un mix di tutte e due, non c'è dubbio, quelli che poi non sentono le pressioni, perché Spalletti dice pure se poi noi non siamo arrivati a vincerlo questo scudetto e a lottare fino alla fine, è perché qualcosina in più le altre squadre lo hanno avuto. Non gli possiamo dare torto su questo a Spalletti, qualcosina in più il Milan non lo ha avuto, anche se loro sono inciampati ogni tanto, però poi ci hanno messo quel di più. Io ci metto sempre anche le giocate singole, qualche partita vinta 1-0 così, non dico rubacchiata, ma insomma con la giocata, anche se non hai questa squadra incredibilissima che ha ammazzato il campionato. È così. Ospina, gli si chiede il contratto di Ospina, e qua Spalletti fa un passaggio che a me mette un po' di brividi di simpatia. Hashtag brividi di simpatia sotto, perché dobbiamo vedere eccetera eccetera, ma bisogna a questo punto, visto che molti giocatori in scadenza, bisogna riconoscergli la professionalità a questi giocatori in scadenza che hanno sempre fatto i loro doveri, si sono allenati e sono stati bravi. Non vi ricorda questo un attimino quello che disse l'anno scorso Gattuso su Maksimovic? Gli fecero di tutto, gli dissero di tutto a Gattuso. Ma come per me Maksimovic, Gattuso out, stracciamo i tesseri. Ha detto esattamente la stessa cosa, riconoscere la professionalità dei giocatori che sono in scadenza, e riconosciamo la professionalità, e insiste assai su questa cosa Spalletti, si sono allenati di lunedì, non hanno avuto il giorno libero. Guarda che è una cosa normale, cioè si fa così, se siete sotto contratto prendete fior di milioni, dobbiamo ringraziarvi pure, non lo so questa cosa qui. Comunque li terrei tutti, dice, ma ci vuole forza, corsa e fantasia. Queste tre opzioni, queste tre caratteristiche dovranno essere le caratteristiche principali del mercato che verrà, perché qualcuno se ne andrà di base perché magari non rinnova il contratto, qualcuno potrebbe essere venduto se arriveranno delle offerte, devono essere sostituiti con giocatori forti fisicamente, però non esageratamente, giocatori di corsa, fantasia, giocatori quindi magari con un po' di dribbling, e lì aggiungiamo delle caratteristiche con le giocate, con gli specialisti che ti possono risolvere le partite quando stai un pochino in difficoltà. Credi a me, è proprio così. Tifosi preoccupati gli chiedono: Spalletti può essere la garanzia per un Napoli più forte, eccetera eccetera. Lo firma subito. No, Spalletti non è la garanzia, Spalletti è il dubbio. È il dubbio. Ok, la garanzia sono i calciatori. Io qua ho messo tra parentesi Theo Hernandez, perché nella giornata di ieri, mentre noi eravamo live e parlavamo delle nostre cose del Napoli, Theo Hernandez faceva un gol, non voglio dire maradoniano, però insomma dalla sua difesa si taglia tutto il campo, cambia direzione eccetera eccetera, con una forza straordinaria, con una corsa, e poi chiude con un tiro precisissimo, e questi poi sono i giocatori che ti fanno la differenza. E mi fa specie che quella catena di sinistra, Theo Hernandez Leao, risolve la partita che potrebbe valere per il Milan il titolo, e sono proprio quelle cose là che noi su quella fascia tenevamo, la catena di sinistra, Gulam, Insigne, che salutiamo quest'anno. Guarda un po' come si collega tutto. Insigne non ha fatto una stagione pazzesca, non ha fatto una stagione performantissima. Mario Rui
ha overperformato, però poi non ha quelle caratteristiche che ti fa il gol in più, purtroppo ci arriva vicino. No, poi non possiamo paragonare Mario Rui a Teo Hernandez, e tutto ciò poi si trasforma in punti in classifica. Devo sbagliare anche io di meno, dice Spalletti, e su questo mi è stato sottolineato. Questo è pure un passaggio importante. Qualcuno che gli ha detto sì, però magari cambia, eccetera, eccetera, però Spalletti dice anche il cambio lo azzecco se poi vinco, e se invece ho perso è colpa mia. Però il fatto che lui dica devo sbagliare di meno è giusto e ci fa ben sperare per il futuro, e questo è più o meno quello che Spalletti dice. Poi Spalletti parlerà anche di Mertens. Lì mi dispiace quando lui dice ancora una volta, dice Mertens è uno che fa gol, la caratteristica migliore è quella che fa gol. Non proprio, ci sta mostrando tutto un altro repertorio Mertens sicuramente, e ancora dice per me è meglio quando gioca da prima punta come lo faceva usare Sarri, come lo usava Sarri. Purtroppo non facciamo con Spalletti il calcio che facevamo con Sarri, quindi quel calcio lì è difficile da ricreare, non lo ricrea neanche Sarri in altre squadre, come possiamo farlo noi. Di conseguenza io a Mertens lo utilizzerei esattamente come Spalletti lo sta utilizzando in questo momento. Funziona benissimo, funziona a meraviglia, si creano tantissime occasioni, fa giocare meglio tutti quanti gli altri, e fa giocare meglio anche un Insigne molto emozionato, molto bello vederlo anche con la voce rotta dall'emozione. Solamente quando gli fanno le domande, a un certo punto, non so chi era, Dazzolo, dice hai rifiutato tutte le offerte negli anni proprio per l'amore per la maglia. Onestamente, caro Dazzolo, ma quali offerte? E certamente Insigne non ti può rispondere non ho rifiutato niente, ma io tutte queste offerte per Insigne negli anni non l'ho mai sentita. Ha sposato la causa, e poi è onestissimo Insigne a dire è stata una scelta di tutti e due, sono contento io, sono contenta la società, contenti tu, contento tu, contenti tutti, tu vai a pigliare più soldi e te li meriti pure probabilmente. Insigne rappresenta, e questo mi piace sottolineare, rappresenta per molti giovani tifosi, per i più giovani specialmente, rappresenta la storia. E un giovane tifoso che vede un giocatore che è napoletano, che diventa il capitano del Napoli e che arriva comunque a fare il secondo miglior marcatore di sempre, perché Scoglieri supera Hamsik, non è poco, e illumina il cuore dei tifosi sicuramente. E permettetemi anche una cosa futile, anche un giocatore piccolino, io non sono alto, quindi io me la sento con Insigne, giocatore piccolino che va oltre i limiti fisici in un calcio che diventa sempre più fisico, e quindi uno che vuole cominciare a giocare a pallone dice ma io come faccio, non ho la fisicità per arrivare ad alti livelli. Insigne invece ha rappresentato proprio quello, con talento, con scaltrezza, con la capacità, con il sacrificio, con l'impegno, nonostante la non fisicità è arrivato a livelli altissimi fino a scrivere la storia del Napoli. Questa è una storia bella, poi piacciono o meno i limiti eccetera eccetera, va benissimo, però il Napoli non è stato mai costruito per questo Napoli qua, il Napoli che ha avuto Insigne, non è stato mai costruito per vincere niente, per vincere ai top livelli, e Insigne rappresentava esattamente un alto livello di una squadra di alto livello, che però per vincere ha bisogno di tantissime altre cose, quindi non è colpa di Insigne, dai tranquilli. I grazie, tra i vari grazie che Insigne dice, questo in chiusura, lui vorrebbe citarli tutti ovviamente, e non si debbano prendere collera quelli che non vengono citati, però mi fa piacere anche dire quello che gli viene distinto. Dice Benitez, dice Sarri ovviamente, dice Hamsik, dice Callecon, dice Albiol, dice Reina. Io quando rivedo le immagini dell'Insigne di Sarri era molto più libero mentalmente, perché non doveva essere lui il leader, perché quella squadra era piena di leader, e quindi in quel contesto Insigne doveva solo giocare a pallone. Insigne non doveva risolvere le partite sue. Se Insigne faceva il suo assist per Callecon andava più che bene e funzionava alla perfezione, ma in quella squadra c'era Albiol e Callecon che vengono dal Real Madrid, c'è Reina, Liverpool eccetera eccetera, spessore, c'è Hamsik che si era guadagnato i galloni eccetera eccetera, perché poi c'era Mertens, c'è stato un periodo con Higuain, insomma vi rendete, Jorginho che è diventato quello che è diventato, capirete che lì Insigne è un Insigne ancora più libero di testa. Quando Insigne gli dai troppa responsabilità sulle spalle può finire col soffrire e probabilmente performa anche di meno. Ecco, questa è la mia considerazione finale. Adesso andrà in una squadra che non sta andando benissimo, ma libero di testa, secondo me al Toronto regalerà te delle soddisfazioni, lui se ne toglierà, e da New York ringrazio anche il presidente, il vice,
fatto che dica ringrazio anche il presidente, il vice, senza nemmeno fare nomi, però è come dice, già mettere mezzo pure a chi si casa, no? Si pigliano con considerazione personale. Da New York, Valerio Fluido è tutto, se andate su Far Rating forse trovate pure le pagelle, ma l'analisi tattica ce la risparmiamo probabilmente per domani, un martedì pazzesco. Vediamo quello che succede, mi fate sapere voi che cosa ne pensate? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.